4.000 persone in corteo oggi pomeriggio per dire basta al passaggio delle grandi navi da crociera in laguna. La soluzione c'è, dicono i manifestanti, fuori da Venezia. Dopo l'iniziale divieto del Comitato Ordine e Sicurezza di manifestare a San Marco, dietro fronte dell'ultimo minuto il prefetto concede al corteo no grandi navi di entrare in piazza. Lancio di sassi dal cavalcavia della 31 in zona di Oville, 5 minorenni denunciati dai carabinieri fortunatamente non erano riusciti ad andare a bersaglio. La squadra mobile di Venezia arresta un altro componente delle baby gang attive tra Centro Storico e Terraferma di Venezia, è un 16enne accusato di una violenta aggressione con rapina. Sabato di sangue in poche ore, 2 vittime della strada, muore un centauro 31enne a Caposile, nella notte una 63enne perde la vita in uno schianto frontale tra 2 auto. Colline del Prosecco ad un passo dal riconoscimento dell'UNESCO, la decisione finale il prossimo 7 luglio, Zaia, questo passo è un volano per l'economia. Elezioni amministrative domani, urne aperte in 11 comuni veneti al ballottaggio, dal capoluogo Rovigo alla piccola realtà padovana di Campodoro, costretta al voto perché al primo turno i 2 candidati avevano gli stessi voti. Scuola, suono finale della campanella in Veneto, a Padova la grande festa in Prato della Valle. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito, la grande manifestazione di protesta in corso a Venezia contro il passaggio delle grandi navi da crociera in laguna dopo l'incidente di domenica scorsa. Per saperne di più colleghiamoci quindi subito con i nostri inviati Ilaria Marchiori e Cristian Roque Aliende. Buonasera Ilaria. Buonasera Marta, buonasera a tutti i telespettatori, siamo qui in piazza San Marco. In realtà fino a un'ora fa non dovevamo esserci perché c'era un divieto, anche se in realtà il leader dei No Grandi Navi Tommaso Cacciari aveva detto noi ci entreremo comunque, invece alla fine è arrivato il permesso e tutti i manifestanti sono riusciti ad arrivare proprio dove volevano, ovvero nel cuore della città, nel cuore di Venezia, ovvero piazza San Marco. Gli ultimi dati comunicati dalla Polizia Municipale, dal comandante Marco Agostini, parlano di 8.000 persone, 8.000 manifestanti tra cittadini veneziani, ma gente che è arrivata anche da fuori, tutte le associazioni cittadine che sono qui per dire no al passaggio delle grandi navi. Insieme a me qui c'è l'anima di una delle associazioni più importanti di Venezia che da sempre lotta per la difesa e la salvaguardia della città, il gruppo 25 aprile. Siamo con Marco Gasparinetti. Marco, ve l'aspettavate un numero così tanto alto? Questi numeri sì, francamente. Il precedente di domenica scorsa era chiaro che la città avrebbe reagito e soprattutto che avrebbe reagito unita, non sono solo i No Grandi Navi, ci siamo noi, c'è Italia Nostra, c'è il FAI, ci sono decine di associazioni e il dato che voi avete correttamente citato, 8.000 persone in una città che è ridotta a 53.000 residenti, è come se a San Pietroburgo avessero sfilato 800.000 persone, San Pietroburgo 5 milioni, fate il conto, 100 volte tanto gli abitanti di Venezia, le proporzioni sono queste, 8.000 persone in marcia per dire fuori navi dalla laguna, non solo da questo bacino San Marco, ma dalla laguna, perché sono come dei tori in un negozio di vetro di Murano, di ceramica, di porcellana, scegliete voi il paragone, e non possiamo continuare a correre questo rischio. Marco, vi aspettavate che alla fine sarebbe arrivato il permesso di poter entrare qui in piazza San Marco? Ecco, questa è stata una sorpresa positiva, quindi credo che un plauso e un ringraziamento al dottor Zappalorto, il prefetto di Venezia, sia doveroso, perché a fronte di questi numeri, 8.000 persone in marcia, è difficile fermare, il buon senso ha prevalso e con grande saggezza il prefetto ci ha autorizzato ad arrivare qui alla nostra piazza, perché questa è la nostra piazza. Questo buon senso, saggezza, ma forse anche un segnale forte che arriva dalla prefettura, insomma dal comitato, da tutta la città a questo punto unanimamente. Assolutamente sì, una mano tesa ed è un segnale che ricambiamo non solo con il rispetto dei luoghi, che per noi è doveroso perché siamo veneziani, lei si immagini se noi qui nella nostra piazza azzarderemmo mai qualcosa che sia meno che rispettoso nei confronti dei nostri simboli. Paron de casa, voi sapete, per noi il campanile è il paron de casa. Noi ringraziamo il prefetto, ma l'impegno adesso comune è quello di estromettere queste navi dalla laguna e in questo ci sarà bisogno di grande saggezza anche nelle decisioni politiche che seguiranno. La città è unita su questo.
Ecco Marco, è da anni che la città, i comitati come il gruppo 25 aprile, Venezia.com, insomma quelli più attivi dicono no alle grandi navi, eppure questa volta con una manifestazione così, con una presenza tanto folta, non si può più fare finta di nulla, bisogna prendere una decisione al più presto, in fretta. Assolutamente, il governo nazionale ha dichiarato che entro il 30 giugno presenterà la sua soluzione. Noi aspettiamo poter valutare questa soluzione, è una competenza del Ministero, quindi non è una competenza locale, però è anche vero che il sindaco e il Presidente della Regione avranno voce in capitolo, noi aspettiamo di capire quali soluzioni vengono proposte entro il 30 giugno e non oltre. Ecco, grazie Marco. Qui abbiamo un'altra manifestante che ha un concetto da esprimere, ci dica. Certo, io sono il gruppo Insieme per Venezia e Terraferma. Ebbene, noi oggi siamo qui e abbiamo già detto è una grandissima vittoria. Il prefetto ha modificato il percorso, però in piazza ancora non ci stanno facendo entrare e la piazza oggi è dei veneziani, noi abbiamo sfiorato la tragedia, noi assistiamo ogni giorno al saccheggio di questa città, dalla crocieristica, dai poteri forti e questa mattina sono scesi 9.000 turisti qua a Venezia e non si fa bene. E poi per i veneziani che vogliono andare in piazza, che ancora non ci siamo, perché siamo fuori piazza, ancora non ci è consentito. Ebbene noi la crocieristica, la grande crocieristica, non la vogliamo più e lo diciamo chiaramente, non cerchiamo progettini dove tutti ci mangiano sopra, si deve fare una crocieristica con piccoli mezzi, non inquinanti e questo non andrà a scapito dell'occupazione, ci sarà un'espansione. Grazie per quello che fate per noi. Grazie anche a lei, grazie a Marco Gasparinetti. Da parte nostra, grazie mille ad Antena 3 per averci dato questa opportunità. Grazie a Marco Gasparinetti, lo ricordiamo, gruppo 25 aprile, come avrete anche capito effettivamente in questo momento ci troviamo sì qui in piazza San Marco, ma non si riesce in questo momento, appunto Marco, commentiamo anche quanto sta accadendo perché c'è chi vuole arrivare proprio alla Basilica mentre... È importante, vorrei chiarirlo subito, nel percorso che noi avevamo proposto il punto d'arrivo era questo, non la Basilica è sacra, noi non abbiamo mai chiesto di poter arrivare davanti alla Basilica, quindi la decisione del prefetto per me è conforme a quella che era la nostra richiesta, questa è la nostra posizione. Benissimo, invece c'è chi sta gridando appunto di voler entrare fino, insomma non nella Basilica, ma di voler arrivare proprio fino alla Basilica. Vedremo dunque che cosa succederà nei prossimi minuti, intanto vi lascio alle dichiarazioni raccolte nel corso della giornata, o meglio dall'inizio del corteo che, lo ricordiamo, è partito dalle Zattere oggi alle ore 16. Dunque sentiremo l'intervista al leader dei Non-Av Tommaso Cacciari, al presidente della municipalità di Marghera Gianfranco Bettino e ancora a Leopoldo Bottero che parlerà anche dell'importanza dell'autonomia e correlata alle grandi navi. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Queste navi non solo inquinano troppo, non solo spostano troppa sedime dai fondali, non solo impattano troppo sulla struttura costruita della città, ma anche che non sono sicure, che non sono in grado di essere controllate in caso di avaria, e l'avaria succede. Quindi queste navi non si può continuare a giocare alla roulette russa con la nostra città, con le nostre case, con le nostre vite. Queste navi devono essere allontanate dalla laguna subito. Bettino oggi qui per dire no alle grandi navi, intanto un no è arrivato dal ministro Toninelli per quanto riguarda Marghera, lei come commenta? È un no ragionevole perché i progetti che abbiamo adesso implicherebbero comunque scavare i canali, quindi devastare ancora più la laguna, far transitare le navi a fianco di rive dove lavora la gente, con impianti pericolosi, con cicli produttivi delicati, e sottraendo spazio alla possibilità di sviluppare l'industria invece che portare anche a Porto Marghera la monocultura turistica, quindi è un no ragionevole quello dato a Porto Marghera. Avremmo piacere che le decisioni progettuali sulle cose che riguardano il nostro territorio fossero prese da gente del nostro territorio,
Per 1100 anni la Repubblica di Venezia e i nostri padri hanno retto bene la laguna, da un po' di tempo viene retta da Roma ed è un problema ogni giorno, l'ultimo l'abbiamo visto la settimana scorsa. Quindi no grandi navi, con giudizio, salvaguardando gli interessi del territorio in generale, però la cosa non può essere fatta da uno che non conosce neanche la geografia del posto. Grazie allora di Ilaria Marchiori e a Cristian Roccalende per questo collegamento in diretta da San Marco. Naturalmente torneremo a collegarci con loro più avanti nel corso del TG di Venezia per seguire la grande manifestazione di protesta contro il passaggio delle grandi navi in laguna di Venezia. Continuiamo ora con la cronaca perché sono stati presi gli autori del lancio dei sassi contro le auto in corsa, lanci di sassi che si sono verificati martedì scorso a Montecchio Precalcino da un cavalcavia che sovrasta la Valdastico. Sentiamo. Hanno tra i 13 e i 17 anni, sono 5 italiani incensurati della zona del Tienese. Sarebbero gli autori di 2 gravi episodi di lanci di sassi contro le auto avvenuti martedì scorso nel pomeriggio tra Due Ville e Montecchio Precalcino. In entrambi i casi le pietre hanno colpito auto con a bordo delle famiglie con bambini, anche molto piccoli. Per fortuna non si è fatto male nessuno, solo danni alle vetture. I 5 ragazzini sono stati individuati dai carabinieri della tenenza di Due Ville e 4 di loro, il 13enne non è infatti imputabile, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dei minorenni di Venezia per attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamenti in corso. Il codice prevede pene che vanno dai 3 ai 5 anni di carcere e i loro genitori dovranno rispondere civilmente per i danni materiali. Il fatto più grave è avvenuto verso le 18:30 di martedì lungo l'autostrada Valdastico tra i caselli di Due Ville e Tiene. Un sasso di medie dimensioni ha colpito il parabrezza di un monovolume in cui a bordo c'era una famiglia del tienese con il papà, la mamma alla guida e 3 bambini tra 1 e 3 anni di età. La pietra è stata lanciata da uno dei 5 ragazzini che giravano tutti in bicicletta dal cavalcavia della provinciale per Montecchio Precalcino che passa sopra la 31. La donna è riuscita a fermare l'auto rilevando una profonda spaccatura e una lunga crepa nel parabrezza e a recarsi dai carabinieri. Ai 5 minorenni i carabinieri stessi contestano un altro lancio di sasso contro un'auto avvenuto 20 minuti prima in via Roma a Montecchio Precalcino, contro un appunto con a bordo una donna di Due Ville e i suoi 2 figli di 6 e 8 anni. Stavolta il lancio è avvenuto in corsa, sempre da questo gruppo di giovanissimi in bicicletta e anche stavolta solo graffi alla macchina. Siamo riusciti a mettere insieme le testimonianze dei quindi testimoni, poi attività investigativa che ci ha portato a identificare i giovani grazie anche alle impianti di videosorveglianza comunali. E continuiamo a parlare di minorenni protagonisti di atti criminali come quelli compiuti dalle baby gang che per settimane hanno imperversato in provincia di Venezia. Ebbene, un altro arresto da parte della polizia, si tratta di un 16enne arrestato al Giudecca e trasferito in carcere a Treviso. Sentiamo. Nuovo arresto di un giovane accusato di essere un componente delle baby gang a Venezia. Salgono così a 12 i provvedimenti eseguiti dalle forze dell'ordine tra Laguna e Terraferma e le indagini proseguono. L'ultimo fermato ha appena 16 anni ma già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. È stato rintracciato dalla polizia nella casa della fidanzata alla Giudecca e rinchiuso nel carcere Santa Bona di Treviso. A casa sua era stato tra l'altro ritrovato un giubbotto rubato durante un violento pestaggio avvenuto a Venezia il 19 gennaio. In quell'occasione si era consumata una delle aggressioni più brutali nella già impressionante escalation di aggressività delle baby gang veneziane e mestrine. Secondo l'accusa, l'arrestato, in gruppo con altri giovani armati di bottiglie e coltelli, aveva aggredito 4 ragazzi a dorso duro, sferrando calci e pugni. Una delle vittime era stata addirittura colpita con un tirapugni, riportando lesioni multiple alle ossa facciali e una prognosi di 30 giorni. Il giovane, oltre ad essere stato picchiato brutalmente, era stato derubato del giubbotto e di alcuni effetti personali che si trovavano nelle tasche. Con una decina di arresti e una ventina di indagati, le forze dell'ordine hanno ricostruito e smantellato 3 diversi gruppi che avevano colpito a Venezia, Mestre e Marghera, fenomeni oramai criminali che senza un'adeguata attività di prevenzione si stavano trasformando anche in pericolosi fenomeni sociali.
E proseguiamo con la cronaca, perché quella di oggi è stata una giornata di sangue sulle nostre strade. L'ultimo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nel Pordenonese a Fontana Fredda. A perdere la vita un centauro 58enne di Pieve di Soligo, sbalzato di sella dalla sua motocicletta al seguito dello scontro con un'auto. Ferito gravemente anche il 47enne di Grado, che era alla guida della vettura, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Ed un altro incidente mortale si è verificato questa notte in provincia di Treviso, a Sant'Andrea di Povegliano. Sentiamo. Due auto, per motivi ancora poco chiari, si sono scontrate improvvisamente tra loro in un tratto rettilineo della statale provinciale 56 a Sant'Andrea di Povegliano. Nello schianto è morta una donna e 3 persone sono rimaste seriamente ferite. Il forte boato della collisione ha fatto intuire fin da subito ai residenti nella via che le persone coinvolte lottavano tra la vita e la morte. Verso mezzanotte ho sentito uno scoppio tremendo, sembrava che saltasse per aria una casa. Sono corsa fuori e c'erano 2 macchine, una sul mio fosso, una dall'altra parte della strada, che fumavano. Ad avere la peggio una donna di 63 anni, Giuseppina Lobrutto, residente a Treviso. Con lei viaggiava il marito di 68 anni che è rimasto ferito. Feriti anche il conducente dell'altra auto, un 22enne di Quinto e una ragazza 21enne di Arcade. Dopo l'allarme lanciato dai residenti della via, sono accorsi subito i soccorsi per estrarre i feriti rimasti incastrati nell'abitacolo delle auto. Una ragazza solo è riuscita ad uscire, mentre gli altri hanno dovuto aspettare i vigili del fuoco. Sul luogo dello scontro sono intervenute le forze dell'ordine per tutti i rilievi di rito, oltre al SUME 118 e ai vigili del fuoco di Montebelluna, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Ora i residenti si chiedono se la strage potrà mai finire, visto che nella via le auto sfrecciano a tutte le ore a forte velocità. Ok, grazie. Sì, corrono come matti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non so, dovrebbero esserci dei dissuasori, dei controlli. Ed un motociclista di 31 anni è morto questa mattina scontrandosi con un'auto lungo la Jesolana. Sentiamo. Lo scontro frontale tra l'automobile e la moto è avvenuto poco dopo le 7 di mattina. A perdere la vita il motociclista, un uomo di 31 anni. L'impatto lo ha sbalzato dalla sella facendolo cadere nel fossato che costeggia la strada Jesolana tra Portegrandi e Caposile. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata sul posto, ha approntato con delle funi una discesa per poter raggiungere assieme al personale sanitario il motociclista, finito nell'erba alta a 5 metri sotto il piano stradale. Nonostante i soccorsi, il personale medico del SUEM 118 ha dovuto constatare la morte del giovane. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri di Sandona di Piave. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al volante dell'automobile un 71enne di Casier, in provincia di Treviso, uscito illeso dallo scontro. Durante le prime operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico. Cambiamo ora decisamente argomento. Nella Marca è stata accolta con gioia la notizia che le colline del Prosecco, Conegliano, Valdobbiadene potrebbero presto entrare tra i siti UNESCO, via libera della Commissione tecnica. C'è grande soddisfazione quindi tra i promotori del riconoscimento, tra questi anche il presidente della Regione Veneto, Zaia, che però invita alla concretezza rimandando tutto al 7 luglio quando ci sarà il sorteggio definitivo. Sentiamo. Possiamo dire missione compiuta. No, missione compiuta, incrociamo le dita perché può sempre accadere di tutto. Nonostante l'annuncio arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, non rinuncia alla concretezza il presidente Zaia sull'entrata delle colline di Conegliano e Valdobbiadene nella lista dei siti patrimonio mondiale UNESCO. Ma oggi, stappando il magnum dell'ultimo giorno di scuola al Cerletti di Conegliano, non nasconde nemmeno la soddisfazione di aver passato quello che molti definiscono l'esame più importante per questo territorio. Diciamo che quello più importante è che il vaglio degli accademici, dei massimi esperti di paesaggio che ci dicono a UNESCO iscrivete, all'Assemblea Generale iscrivete le colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità, va nella direzione sperata. È la realizzazione di un sogno. Andrò in delegazione a Baku in Azerbaijan
per seguire la votazione finale, che dovrebbe essere, diciamo, un atto dovuto, però abbiamo il massimo rispetto ovviamente dell'Assemblea. A fare la differenza è stata la ridefinizione della zona storicamente più delicata, con quel terrazzamento inerbito alternato a zone di imboschimento che sono la caratteristica secolare della coltivazione del prosecco. Zona cuore che oggi corre nei comuni di Valdobbiadene, Vidor, Farra, Revine, Cison, Tarzo, Vittorio Veneto, Follina, in parte San Pietro di Feretto e Pieve di Soligo. Non che le zone vicine siano meno importanti, ma per passare questo esame bisognava accentuare queste particolarità che rendono questo territorio unico nel mondo e quindi da preservare. Ora, se non proprio tagliato il traguardo, la strada anche per il Presidente è tutta in discesa. Direi che sarebbe irrituale che un dossier come il nostro, che ha il parere super positivo della Commissione Tecnica, venga bocciato, per cui è giusto rispettare l'Assemblea, e ci hanno già chiesto i video, materiale e tutto per la presentazione, e direi che poi saremo lì a spiegare e a chiarire eventuali dubbi se ancora ce ne fossero. Un riconoscimento che apre un futuro economico e ambientale per le colline, la Marca e tutto il Veneto. Dopodiché saranno tutti coinvolti, anche quelli che non c'entrano niente, perché Prosecco dovrà diventare un modello non solo di identità, non solo di paesaggio. Ricordiamoci che abbiamo col riconoscimento l'onere e l'onore di preservare un paesaggio per il mondo, per l'umanità, ma anche sarà il Prosecco un modello per il rispetto dell'ambiente, perché da qui devono partire tutte quelle modalità di coltivazione della vite che non usi più chimica. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Sono 11 i comuni veneti che domani saranno impegnati nel turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, comuni sopra i 15.000 abitanti, dove al primo turno nessuno dei contendenti è riuscito a superare il 50% di preferenze. Occhi puntati soprattutto nell'unico comune capoluogo del Veneto al voto, Rovigo. Nel Padovano 3 gli appuntamenti, a Monselice, Cadoneghe e nel singolare caso di Campodoro, piccolo comune però costretto a nuova votazione perché i due candidati sindaco hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti. Nella Marca un solo comune al ballottaggio, Mogliano, 2 nel Veneziano, Noale e Spinea, 3 nel Veronese, San Bonifacio, Negrardi, Valpolicella e Pescantina, 1 nel Vicentino, Valdagno. Si vota domenica dalle 7 alle 23. Oggi ultimo giorno di scuola per tutti gli studenti del Veneto. Andiamo a vedere a Padova come si è festeggiato in Prato della Valle. Tradizionale, immancabile, quasi d'obbligo. Stiamo parlando del gavettone in Prato della Valle, rito che negli anni è stato consacrato dagli studenti delle scuole superiori come festa di fine anno scolastico. In centinaia all'ultimo suono della campanella si sono fiondati nell'isola Memia armati di bottigliette piene d'acqua o i più attrezzati con gli spruzzini. Urla, corse alle fontanelle, abbracci di saluto, qualcuno addirittura nonostante il sole porta un ombrello nel simpatico quanto inutile tentativo di evitare la doccia. Molti studenti sono pronti ad affrontare la nuova maturità. Come è andato quest'anno? È stato duro, ma anche dal punto di vista emotivo, perché lasciare dopo 5 anni una scuola che ti ha dato tanto è sempre molto dura. Infatti, primi con la nuova maturità, avete paura? L'anno delle sperimentazioni? Sì, un po' sì. Io non ancora, penso mi verrà casomai il giorno precedente al primo scritto, però alla fine ce l'hanno fatta tutti, sono state cambiate tante maturità, ce la faremo anche noi. Siete anche i primi con la nuova maturità, c'è un po' di paura? C'è un po' di paura e soprattutto abbastanza disappunto perché siamo come delle cavie e quindi ci toccherà scoprire come sono queste buste e questa nuova seconda prova. Fontana transennata per evitare spiacevoli incidenti, vigili a presidiare che la festa si svolga in ordine senza dar fastidio ai banchi del mercato. Tutto fila liscio, c'è solo tanta voglia di divertirsi e salutare definitivamente le fatiche della scuola, anche se qualcuno deve recuperare qualche materia a settembre. Ho finito la quarta. Com'è andata quest'anno? Poteva andare meglio, mettiamola così. Qualche materia da recuperare? Sì, filosofia. Com'è andata quest'anno, ragazzi? Diciamo che è stato un bell'anno e ci
Ci siamo divertiti e speriamo di replicare l'anno prossimo. Materie da recuperare? No, nessuna, perché il primo quadrimestre ne avevo una, ma sono riuscito a portarla al 9. E siamo dalla pagina dello sport con il basket. l'Umana Reire spugna Cremona e si prepara al finale scudetto contro Sassari. Credo che onestamente abbiamo giocato forse la miglior partita della stagione nel momento più difficile. Questo la dice lunga sulla solidità di questo gruppo, soprattutto di questi giocatori che ringrazio, perché si stanno facendo delle scelte abbastanza forti. Abbiamo trovato un'unità di gruppo clamorosa. L'Umana Reire ha dato ancora una volta prova di grande solidità, battendo Cremona 69-79 e conquistando la finale scudetto contro Sassari. È stata una partita controllata, soprattutto con grande attenzione e solidità difensiva, perché credo che abbiamo fatto una partita difensiva di altissimo livello, stando molto attenti alle caratteristiche, e l'attacco è venuto di conseguenza, trovando spaziature importanti, con lucidità sempre per mettere la palla dove volevamo. È venuta fuori una partita in controllo nel momento più difficile. Ora attenzione e concentrazione saranno sulla finale, la seconda che i ragazzi di coach De Raffaele conquistano in 3 anni. Adesso affronteremo questa finale con il mio amico Gianmarco, al quale vanno i complimenti, sono contento di farglieli di persona, avevo aspettato a mandargli un messaggio, anche se io però non bacerò nessuno, sarà penso una bella finale. E niente, stasera ce la godiamo perché, ripeto, credo che sia un risultato clamoroso questo di essere arrivati in finale scudetto in questi 3 anni, veramente bello, sono contento, sono veramente felice proprio nel senso pieno della parola. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. In chiusura come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. L'anticiclone africano interessa le nostre regioni, ecco che dunque sarà una domenica all'insegna del bel tempo e anche del caldo. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche nube in più ma del tutto innocua sul Bellunese. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 29 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Tuttavia in serata, in nottata, non si esclude qualche occasionale temporale. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime comprese invece tra 29 e 31 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.